Il rischio che la peste suina africana arrivi anche in Veneto è concreto. Per questo è stato avviato un tavolo con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione, i servizi veterinari delle ULS e le organizzazioni agricole. Peste suina è un rischio effettivo che potremmo avere nella regione del Veneto. Oggi le regioni colpite sono Liguria, Piemonte in primis, ma anche qualche caso in Puglia. Quindi la peste suina è un fatto relativamente molto difficile da debellare, soprattutto perché c'è una trasmissione tra il cinghiale e l'allevamento dei maiali, l'allevamento suinicolo. Al momento l'infezione dei maiali non è arrivata nella nostra regione, ma l'attenzione deve essere alta. Non ci sono presenze nel nostro territorio, tra l'altro, come detto, è una diffusione di una malattia infettiva che va dai cinghiali ai suini, quindi non c'è una trasmissione sull'uomo e quindi non è un problema specifico. Oggi da parte della sanità c'è un controllo sempre più marcante, sempre più completo, sia per quanto riguarda i suini, ma soprattutto anche per quanto riguarda i cinghiali. Nel momento in cui si manifesta la peste suina c'è l'abbattimento completo dei nostri allevamenti. Quindi se c'è un caso nel Veneto diventa un grosso problema nel comparto suinicolo. Comparto che nel Veneto rappresentano più di 500 aziende importanti e rappresenta soprattutto un fatturato che supera i 500 milioni di euro. La malattia non si trasmette all'uomo, la problematica è di tipo economico per le attività produttive. L'attenzione deve essere rivolta al contenimento dei cinghiali. È un fatto molto grave e quindi su questo dobbiamo contenere i cinghiali, quindi sull'attività dei cinghiali noi dobbiamo intervenire in maniera tale da debellare, soprattutto da controllare il fenomeno dei cinghiali nei nostri territori.